E mi ha sempre detto, degli ospedali meglio non aver bisogno. Manco vai in ospedale per fare una roba bea. Cosa avevo capito? Non sono incinta. Vai a registrarmi per diventare potenziale donatore di midollo. Quando uno ha un brutto mal del sangue, cerca prima di tutto di curarsi con i metodi che conoscono, come la chemioterapia, la radioterapia, ma se non dovesse funzionare, si prova col trapianto del midollo. Cosa vuol dire? In tel midollo osseo viene le cellule staminali, cellule che le serve per fare i globuli bianchi, i globuli rossi, le piastrine e tant'altro. Tutte robette che ne tieni in pie. Donare il midollo osseo vuol dire donare le cellule staminali. Ma paziente e donatore, e essere compatibili, cioè avere i valori simili? All'inizio si cerca tra i familiari, perché dovrebbe essere più facile trovare una certa somiglianza, ma non è sempre sicuro. E ora si comincia a cercare anche fuori a casa, dove a probabilità le una su 100 mia. Per questo motivo le è stata inventata la banca dei donatori, un registro dei potenziali donatori di midollo. Ancora 30 milioni. In tutto il mondo? Niente. Do Ciacoe qua dottoressa, un prelievo e una firma che andava ben così. Neanche a 10 minuti e tempo di dare a mangiare ai pite e sono diventato potenziale donatore di midollo. Ma quando si scopre una compatibilità tra paziente e donatore, si fa lo cosa? Prima di tutto, il donatore ha l'obbligo di fare dei controlli approfonditi sul proprio stato di salute. E ti controlla tutto. Accertata la salute, si può procedere in due modi. Sotto anestesia, le cellule staminali le viene aspirate dai os, dove di solito le seccata. Si può c'è un farmaco che riproduce le cellule staminali così tanto che le va fuori dal midollo a strozz per il sangue. E ora si può con un semplice prelievo. Due modi diversi per stesso risultato. La possibilità di salvare una vita. Mi viene fin sgrisoi. Se te ha tra i 18 e i 35 anni, te pesa più di 50 kg e te sta ben, te può far parte anche a te dell'unica banca al mondo che fa della vita il più grande affare.